No, I'm not a writer. Bene CP, racconta. Abbiamo fatto questa breve e simpatica sosta col giretto, che di là c'è tutta l'isola pedonale, no? E dopo ci siamo tirati giù la tenda, siamo stati all'ombra, ci siamo mangiati il melone io e te assieme. Aspetta che bisogna anche dire giustamente dove siamo, se no poi c'è parole. Giustamente, allora siamo Sincrotrone Area Science Park di Trieste. Hai capito CP? Sì, per questo motivo ci baciamo noi. CP, cioè siamo praticamente arrivati. Allora io forse ho anche intuito qual è l'entrata di quel parco, che ci siamo passati tante volte. Una volta mi ero anche fermato in moto, ma ho detto no, il parcheggio è troppo stupidino, cioè che era troppo inclinato, sai, moto appena presa, la brutale, io sono anche basso, la moto era alta, e niente, siamo andati via. E adesso mi sa che andiamo lì. Si entra per Lipica o Lipizza, la città dei cavalli, ti ricordi? L'avevo già puntinata, quindi trovi sia la puntina e trovi anche il video, c'ero anche andato con i zingani. Guarda che bei posti, ragazzi, a me piace. Sì, piace. Ciao collega! No, non ha salutato. Così adesso ti vedi negli YouTube che non mi hai salutato. E dopo la gente, tutti quanti dicono ma sapevo un brutto cattivo. Sì. CP 250 metri e siamo in Slovenia. Stiamo entrando in Slovenia. CP, preparati ad abbaiare in sloveno, non si fa più bau bau, ma si fa in un altro modo. Quindi organizzati, fai quello che devi fare. Cazzo, quello la frutta che cazzo aveva proprio quattro cassette buttate là, mi fa strano. Saluti signora! Saluto! No, signora, la signora è un po' indecisa, se è slovena o triestina, e allora è così, non saluta, è perplessa, capisci? Sì, c'è già il cartello per queste grotte dall'impronunciabile nome. Sono patrimonio UNESCO, ho visto le foto, sono una cosa spettacolare. Quindi domani direi mi porto via la reflex, faccio i video solo con la reflex. Lipica! Ecco qua, questa è l'entrata di Lipica. Vatti a vedere la puntina che merita quella di Lipica, è molto bella, sono tutti i cavalli lipiziani, proprio la razza di questo cavallo che levano qui, cavalli bianchi, taglia media, molto socievoli devo dire, dai. E CP sta già facendo le sue nane. CP, ma adesso c'è tutto il verde, tutte le cose, e tu stai lì a dormire, a ronzegare. È perché prima hai giocato tanto, hai fatto le cose da CP, Vedi, a me piace la Slovenia è tutta così, cioè tutta così. La parte di Slovenia che piace a me, guarda, prati, le ciccette che vanno in giro col cane, tutte felici, quella deve avere un CP, vedi che lo tira per di là. Tutti sti panorami qua, guarda, CP, andiamo a farci una passeggiatina anche io e te. Ma sì, dai, andiamo.
la Slovenia è tanto da girare in mountain bike, cioè io se potessi, cioè, parcheggerei tipo al confine con la tenda e la mountain bike, andrei in giro a dormire in tenda.